Io mi chiamo Ivo, ho 65 anni e non sono nato biciclettaio, però ho sempre avuto la passione, insomma, di andare anche in bici. Normalmente vado in montagna come passione primaria a fare tutte le cime, anni che giro un po', diciamo, tutto il nord Italia, dall'Amello alle Dolomiti. E quest'anno, dopo anni di lavoro, sono andato in pensione e mi è parso l'idea, mi è stata in testa di fare questo giro in bici, di organizzarmi in bici per andare a fare tutta l'Italia in bici. E mi sono organizzato comprandomi tutte le cose che mi servivano e ho detto dai, facciamola, proviamo. Non ero tanto convinto inizialmente perché sì, sono circa uno sviluppo di 1640 km con dislivelli positivi di 16.000 metri e passa, su dei tragitti che sì, ero passato in camper facendoli dal nord Italia al sud Italia, però facendoli in bici non l'avevo mai pensata. Anche se effettivamente in bici ho notato che dopo riesci ad avere degli approcci con la gente e anche col territorio che non sono equivalenti a dare in macchina o in camper, perché fai dei tragitti che normalmente sono un po' non abituali farli con mezzi meccanici. E quindi ho detto, bah, proviamo. L'unico dubbio che avevo era quello di tenere il passo, perché inizialmente pensavo di farla in un mese e fare tappe di 50 km. Poi partendo già la prima tappa sono riuscito a fare 160-170 km, ho detto beh, qua si va anche di più di quello che pensavo, e allora ho cominciato un po' anche a tranquillizzarmi perché le paure erano tante e quindi sì, non avevo idea se ce l'avrei fatta a tenere questi passi qua. Comunque poi alla fine sullo sviluppo totale ho visto che insomma sono riuscito a fare delle medie di 120 km al giorno con dislivelli notevoli anche, insomma, tante ore, quello sì in bici, perché la media era sulle 8 ore al giorno, 9. Comunque, insomma, man mano che facevo chilometri mi sono accorto che la cosa andava e non avevo grandi dolori da nessuna parte, quindi riuscivo a tenere il passo. Poi dopo, va bene, ci si è messo di mezzo anche il tempo, perché 3 giorni ho preso pioggia e quindi ero anche su delle quote abbastanza non altissime, ma 600-700 metri, 800 metri, e faceva anche freddo in certi momenti, quindi bagnato e scendere, sì, avevo freddo. Comunque il primo pezzo è andato abbastanza tranquillo e dopo invece si è sviluppato che al sud Italia ha cominciato a fare freddo, cioè a fare caldo, scusate. E il caldo anche là mi ha dato sì, gran fastidio, perché pedalare 8-9 ore sotto il caldo era tosto, soprattutto per l'acqua, perché anche sulle borracce l'acqua si scaldava e quindi cercavo di metterla dentro nelle sacche. Però a tenerla dentro nelle sacche lo stesso non è che tenesse tante ore, sì, tante ore, neanche mezz'ora, un'ora teneva, e non c'era tanti approvvigionamenti dell'acqua in giro, quindi dovevo cercare di fermarmi su dei bar vicino alla strada, perché non riuscivo ad andare sui supermercati grandi, perché la bici, se la lasciavo fuori, ho paura che mi sparisse qualche cosa e quindi mi avrebbero bloccato il giro. E in linea di massima sì, è andata anche abbastanza tutto bene, a parte una foratura e la catena da sostituire a Napoli che mi si è rotta, però per il resto insomma non è stato neanche male. All'inizio un po' riuscire ad organizzarmi le tappe per dormire e tutto è stato un po' difficile, perché alla sera arrivare alle 6 così e fermarmi, cercare su internet i posti per andare a dormire e via dicendo, è stato un po' all'inizio un po' difficile. Dopo man mano ho visto che riuscivo a farlo abbastanza velocemente, allora
mi è andata anche bene, a parte certi giorni che non ho trovato sul posto, mi è toccato fare magari ancora 10 km in più la sera dopo averne fatti già 150, però insomma è andata abbastanza bene alla fine. Comunque quello che mi è piaciuto è che ho visto dei posti fantastici, soprattutto il Cilento, la Toscana e via dicendo. E poi anche per strada ho trovato gente che era anche ciclisti e cosa che mi hanno dato una mano, anche uno mi ha dato una camera d'aria di riserva, mi ha portato a casa sua, e ha voluto farsi una foto con me. Sì, è stato piacevole anche per quello, perché alla fine non pensavo di suscitare un interesse così da parte della gente, perché sì, è stata una cosa mia che mi ho detto mi faccio un regalo per la pensione e rimane tra me e me, insomma. Invece poi alla fine sì, tutto lo sviluppo, tutti i chilometri che ho fatto e via dicendo, anche che avevo creato un gruppo in Facebook, no, in Facebook, in WhatsApp, mi hanno seguito, mi hanno fatto un mio amico Aldo, per dire, mi ha fatto tutti i parametri dei percorsi, mi ha fatto tutte le statistiche e via dicendo, si sono interessati anche loro a darmi un contributo, insomma, su quello che ho fatto, e alla fine è stato soddisfacente, insomma, il discorso.